è un mondo comunque piccolo e una notizia del genere a un corregionale, il luogo dove è successo, è stato veramente un duro colpo. Appena ho saputo una notizia del genere, dove è successo, una pista dove anch'io 1000 volte mi sono riscaldato prima delle gare, perché comunque quella è l'abitudine di chi va a fare le gare allo Zoncolan, ci si scalda su quella pista e si fa la gara nella pista adiacente, e quindi è una cosa pazzesca. Una fatalità soprattutto perché è successo durante un riscaldamento, quindi neanche in gara. Non deve succedere mai, però ancora di più in un riscaldamento, quindi una notizia scioccante. Un grosso abbraccio a tutti i suoi cari, è una notizia straziante, e spero che insomma un mondo che è comunque un mondo, una famiglia, un mondo così piccolo, possa riuscire a stare molto vicino a loro. Il mondo dello sci si stringe dopo la tragica scomparsa di Marco Degli Uomini, 18enne che studiava da campione e che voleva diventare maestro di sci. Tutte cose che non potrà fare per una caduta durante un riscaldamento su una pista, la 2 dello Zoncolan, che i professionisti conoscono a menadito. Come detto da Emanuele Buzzi, principale esponente dello scialpinismo friulano, gli fa eco anche Luca Taranzano. Ne approfitto subito per estendere e fare le mie più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici di Marco e allo Sci Club Monte Dauda, col quale ho anche avuto piacere di allenarmi più di qualche volta. E purtroppo sono vicende che sono praticamente incommentabili, sono disgrazie che non dovrebbero succedere. È una pista che tantissimi ragazzi hanno fatto migliaia di volte, io compreso, migliaia prima di me, lo faranno migliaia dopo di me. È una pista che comunque si fa e purtroppo si conosce, e quasi quasi questo è anche un po' un modo di quasi sottovalutare, ma non si deve mai sottovalutare. Premessa, non so esattamente cosa è successo perché non ero presente e quindi so solo quello che ho potuto leggere. E cosa può capitare? Purtroppo nella sessione di riscaldamento di una gara si iniziano a provare le sensazioni, se è anche successo, dipende anche dalle giornate o dalla neve che si trova, di perdere il controllo degli sci in modo improvviso, nel senso una scivolata. Più ci si avvicina alla prestazione, più il rischio di una svirgolata, chiamiamola così, è alto, ecco.